Un'ampia strategia condivisa che sappia guardare al futuro. È l'appello e l'auspicio di sindaco e vice sindaco di Padova nei confronti della Regione Veneto a proposito dell'approvazione delle cosiddette schede ospedaliere, riconoscendo che il progetto risponde alla necessità di un'evoluzione dell'organizzazione del servizio sanitario, in cui rientra pure il progetto di un nuovo polo ospedaliero cittadino. La nota dei vertici dell'amministrazione euganea sottolinea la necessità di avviare un tavolo di confronto tra comune, regione, azienda ospedaliera e sanitaria nonché università, per un'intesa che contempli scelte organizzative in linea con i bisogni della popolazione, coinvolgendo tutti gli operatori del settore. Questo, si sottolinea, per garantire risposte adeguate alle aspettative dei cittadini, con scelte assolutamente condivisibili. In tal senso, l'amministrazione euganea garantisce impegno e disponibilità di risorse per realizzare tale progettualità. In base a questi presupposti, la nota chiede di prendere tempo rispetto alla seduta del Consiglio regionale Veneto in programma il 30 aprile, rinviando l'approvazione delle schede per consentire il tempo dei citati confronti preventivi, scongiurando i malumori già affiorati nella comunità, per esempio, a proposito della annunciata sorte dell'ospedale Sant'Antonio, per il quale si parla di riorganizzazione in vista della nuova struttura ospedaliera, che però a conti fatti non potrebbe essere pronta prima di 7-8 anni nella migliore delle ipotesi. Secondo me si è generato un po' di confusione proprio nella comunicazione che è stata fatta dalla Regione e dall'unità sanitaria locale. Viene considerato un'eccellenza per Padova, non verrà chiuso assolutamente. È stato chiesto di posticipare le schede per quanto riguarda le schede mediche per quanto riguarda Sant'Antonio e di vedere nel tempo, a breve, come gestire al meglio il passaggio tra l'unità sanitaria locale e l'azienda, ma con l'ottica che il malato è principe in questa soluzione. Non c'è nessun contrasto, la voglia di fare meglio le cose in armonia, perché quando c'è confusione tutti ne approfittano per ampliare il giochino, ognuno chi parla più forte, ognuno chi alza più la voce. Non c'è questo problema. Io ritengo che col dialogo si risolvono tutti i problemi, con la Regione, con l'assessore, con il Presidente della Regione, con Scibetta, con Flores, c'è massima collaborazione, per cui ritengo che veramente venga risolto il tutto, per cui non credo ci saranno problemi.